Noi siamo molto preoccupati perché ovviamente comuni come i nostri, quelli costieri, che sono piccoli comuni al di sotto dei 15.000 abitanti e che hanno grandi presenze turistiche, per esempio Cavallino Treporti ha 6 milioni e mezzo di presenze turistiche, Jesolo lo stesso è sopra i 6 milioni. Quindi abbiamo grandi comuni dal punto di vista turistico, ma piccoli in termini di residenza. Sono stati completamente dimenticati. Estromessi dal recovery plan perché sotto i 15.000 abitanti, eppure in stagione turistica quelli che sulla carta sembrano paesi diventano vere e proprie città. Questa è la contraddizione che i sindaci del litorale veneto hanno sottolineato con una lettera al governo Draghi, anche alla luce della protesta di ANCI Nazionale e Veneto. La missiva è stata sottoscritta a Cavallino Treporti in una riunione finalmente in presenza. Per superare il limite fissato dai decreti attuativi del Next Generation EU, i sindaci da San Michele al Tagliamento a Portoviro sono pronti a unire le forze anche con l'appoggio dei comuni più grandi come Jesolo e Chioggia. Noi candidiamo la conferenza dei sindaci come organismo che può effettivamente coordinare un'azione di area vasta e quindi ottenere dei finanziamenti. Ne abbiamo bisogno che il governo ponga attenzione al balneare, alle nostre spiagge, i problemi dell'erosione, i problemi dell'ambiente, il problema dell'economia sociale, cioè dei nostri lavoratori, degli stagionali, delle nostre imprese, il tema quindi dell'erosione, quello ambientale a 360 gradi e quello sociale, oltre a quello economico.